Signore e signori, da semplice furgone a camper con ambizione, ecco a voi, Dalle! Era solo un furgoncino, triste e un po' stanco, poi arrivò un umano, col metro e il banco. Ragazzoli, scusate l'ennesima interruzione, ma non so cosa mi sono fumato, ma neanche in questo episodio ho registrato la intro. Non so il motivo, se ho perso il file o cosa è successo. Anche la giornata successiva, quindi lo vedrete sempre qui in questo video, non ho fatto anche lì la intro. Non lo so. Probabilmente qualche errore nel trasferimento dei file, non lo so. Comunque oggi partiremo con subito un timelapse dove si vede una pulizia approfondita di una parte del furgone e vabbè, dopo vi faccio vedere e vi spiego tutto. Inoltre diamo anche una seconda mano con lo zincante ai vari punti perché se non vi ricordate, se non andate a riguardare il video, avevo sbagliato la diluizione ed era venuto troppo diluito. Buona visione, scusate ancora. Beh, allora, come avete visto alla fine mi sono messo anche a sgrassare e pulire per bene, non so se vi ricordate come era prima. Non l'ho tirato via tutto, ma la fatica, e l'ho fatto perché almeno se dobbiamo poi pulire una volta che ho verniciato la seconda mano di zincante, comunque un po' lo tiri via mentre pulisci con l'alcol. Quindi almeno il grosso vicino a tutte le parti dove devo verniciare ho pulito per bene. Almeno siamo a posto. E tra l'altro voglio questi vari punti che ci sono in giro nel telaio, che avevo già leggermente tirato via la ruggine. Ce ne sono vari, vedete qua. Visto che prendo in mano lo zincante, glielo diamo sopra a questo punto. Solo qua sul pianale, perché se cominciamo a fare tutto mi fa un casino. Bene, ho sgrassato, ho dato una carteggiatina e sgrassato di nuovo sui punti da verniciare, perché se passa troppo tempo bisogna carteggiare un attimo, proprio una roba leggera. È già quasi ora, cioè praticamente ora di pranzo, ma ho deciso comunque di farlo adesso, anche se mangio all'una e mezza lo stesso, però almeno così voglio finire. Rimediamo all'errore, purtroppo è così. Adesso preparo la vernice in maniera corretta. Tanto non vi faccio vedere di nuovo io che spennellino in giro. Spennellino in giro? Che do le pennellate in giro, ricordandomi anche di quella lì per terra. E basta, dai. Ci vediamo poi dopo pranzo. A few moments later. Ragazzoli, bene, terminato. Ho finito di mangiare. Non salgo su perché sennò smerdo. Rischio di sporcare la roba che ho verniciato. Ho fatto tutti i pezzi, soprattutto su questi si notano si nota lo strato non diluito, ovviamente, si nota che è più copre di più, anche diciamo nelle zone dei rattoppi. Ma ovviamente un pezzettino devo sempre dimenticarlo, vabbè, che amen stesso, però comunque sensazione che, scusate ma ho mangiato i biscotti, sensazione che si perde tempo e non fai niente. Per carità, è stato il mio errore che l'ho diluito troppo e per sicurezza è stato meglio ridare un altro strato, che comunque, parentesi, avevo dimenticato
un rattoppo che abbiamo fatto, cioè, quindi comunque dovevo rifare il colore. Una volta che lo rifacevo, dove l'altra mano a tutto si perde tempo, è vero. Tra l'altro io tanto voglio essere trasparente, e il colore l'ho rifatto 2 volte, l'ho buttato via il primo giro, perché ho messo veramente un goccio sembrava un goccio di diluente, ed era annacquato tantissimo di nuovo. Ho detto no, non ci posso credere, mi è venuto un nervoso che non immaginate, quindi l'ho rifatto. Tra l'altro c'ho la bilancina che uso che basta, cioè dopo un minuto si spegne. E quindi mentre stavo versando il catalizzatore si era spento, quindi voi immaginate che nervoso, perché non sapevo neanche quanto ne ho messo di catalizzatore, sono andato un po' a caso, devo mettere 6 grammi e boh, chissà se l'ho messi. Guardate, un nervoso. Vabbè, comunque sembra sia venuto bene adesso e va bene così. Sicuramente non ho messo tanto a pennello, però sappiate che tanto dopo andrà non solo parte a vista, e andrà dopo, quando sarà tutto pronto, andremo a dare il fondo a pistola, quindi sono una velatura e poi un bianco normale. Non ci frega niente l'estetica in questo caso. Vabbè dai, adesso ci buttiamo sotto, così qua si asciuga, non facciamo niente. E andiamo sotto e volevo vedere se riuscivo a tirare via quella paratia. Faccio prima. Questa paratia qua, che è rivettata, però c'è un punto che è lì dietro, dove c'è qua l'attacco dello scarico, che non so se riesco con l'avvitatore a bucare il rivetto. Quindi provo subito con quello, vediamo di mollare qua, se non ci viene lo scarico addosso, e proviamo a tirarlo giù, perché così abbiamo accesso anche a tutta questa zona. Poi altra cosa un po' strana, sapete, nonostante io qua avevo tirato via tutta la ruggine, ma ci abbiamo messo il feed oil, il converter ruggine, scusate, c'è ricomparsa, c'è un leggero strato, io non lo so come mai. Questa cosa è un po' non mi piace, è un po' strana. Non ho la minima idea del motivo. E non va bene. Non va bene. Perché io ho messo apposta il converter ruggine per fare la protezione, perché si può usare come fondo, in modo che la ruggine non si riformi, però a quanto pare non so perché. Non va bene appunto perché non possiamo perdere tempo ogni volta a rigrattare dove abbiamo già grattato, quindi non lo so. Veramente non lo so, o non l'ho tirata via bene o non l'ha convertita bene. Vabbè dai, adesso mi infilo sotto, vedo se riesco a smontare quella paratia. Allora raga, in teoria ho tirato via tutti i rivetti, è stato anche complicato perché in alcuni punti non ci arrivavo, ho dovuto tagliarli col dremel piano piano. Comunque in teoria dovrebbe venire via adesso. No, l'ho dimenticato uno. Che figura di merda. Ne ho dimenticato uno, che tra l'altro mi sa che devo tagliare anche. Che palle, pensavo di averli tagliati tutti. Va bene, aspettate lì, Ho bloccato lì in fondo, aspettate. Oh, caccia vacca, mi ha dato un sacco di roba dentro il braccio. Oh. Adesso dobbiamo vedere se riusciamo a tirarle fuori però. No, c'è qualcos'altro che tiene. No, qua che... La merda dentro il trapano non va bene, anche se vale quello che vale, tanto vale. Adesso il rivetto maledetto, fatto anche prima. Eccola, io non voglio fare leva sul cavo del freno a mano, perfetto. Come non ho detto. C'è leva, non voglio andare a sbattere.
E secondo la mia teoria, dovrei riuscire a tirarlo via da qua. Ok. Scarico che rompe le balle. Vorrò poi vedere rimettere a posto. Ah, ce l'abbiamo fatta. Oh. Ce l'abbiamo fatta e vi dirò che sotto non è neanche messo male. Cioè, ovviamente l'antirombo è sparito, come tutto al centro, però mi aspettavo peggio. Anche qua dentro il telaio, eccetera, però in realtà è messo anche bene. Però secondo me è essenziale rimuoverlo perché vedete qua tutti i punti da andare. C'è ancora ragno, attenzione, non so se lo vedete. Non so chi sarà quant'è che è lì. Guardate come passeggia. Vabbè dai, ce l'abbiamo fatta. Per fortuna non è stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta. C'erano questi due punti qua che erano lì in fondo, che io cioè a parte qua avevo lo scarico, quindi ho dovuto tagliarli piano piano. Però dai, buono buono. Allora ragazzuoli, sono le 5, ovviamente non vi ho fatto vedere sempre le stesse cose. Ho rigrattato qua e sembrerebbe che è venuto fuori ancora della ruggine. Però il problema è che non capisco il converti ruggine cosa sta facendo, cioè funziona? Comunque ho rigrattato un po' in giro alcune parti di nuovo, qua ancora ce n'è un po', però è veramente difficile arrivare in certi punti, è un casino. Ho iniziato a rimuovere anche questa parte qua, un po' di ruggine e niente, non ho fatto granché, però vabbè, non capisco in alcuni punti perché va bene, nel senso c'è ruggine a posto, e in altri si è ripresentato. Ho fatto, cioè, per farvi capire, ho usato una paglietta fina da grattare via e sembra che tipo subito è venuto via tutto, quindi come se è una cosa superficiale, ma non dovrebbe succedere. O io ho messo poco convertiruggine, non l'ho sparso bene, non lo so. Sta di fatto che adesso pulisco e lo ripasso, voglio capire cosa succede. Lo ripasso anche qua che ce n'è ancora un po', è difficile arrivarci eccetera, così vediamo domani mattina com'è ridotto. Domani dalla mattina subito qui sotto andare avanti, quindi full immersion e mi sa così non vedete niente però. E vorrei prima di andare via domani, quindi magari un'oretta prima, dare lo zincante qua e dal lato in fondo lì dove abbiamo fatto le saldature. The next day.
Allora raga, panico, non so cosa avete visto dalle clip, da cosa ho fatto in montaggio, però è successo un piccolo casino. Mentre ero sotto il furgone, che infatti stavo facendo proprio il timelapse, dopo si è interrotto e avete visto, credo, un pezzo dove accendo il furgone, impanicato. Praticamente, ahimè, si è crepato il tubo dell'olio dei freni. E si è crepato perché erano messi malissimo, cosa che già avevo visto, e con la clip che ho rimosso un'altra clip che tiene bloccati i tubi e sicuramente gli ho dato un colpo, ha cominciato a gocciolare e ha cominciato a perdere. Ha cominciato a venire giù molto di più come quantità. Ovviamente avevo paura che venisse giù il furgone, quindi ho spostato subito tutto, ho messo il sedile, l'ho acceso e volevo tirarlo giù perché ho detto non tiene, ovviamente si dà freno a mano tirato eccetera. Solo che mollando il freno a mano ho visto che il furgone stava lì, non si muoveva. Ho provato ovviamente ho messo subito in sicurezza, cioè subito ho messo dei pezzi di legno davanti alle ruote. Ho provato a mettere la prima con il legno davanti e non va da nessuna parte. Non si muove da lì, quindi ho deciso di lasciarlo comunque sulle pedane. Infatti come vedete è ancora qua in alto, ma con un po' di sicurezze ho bloccato sia dietro che davanti il meglio che potevo. Qua ho messo anche la ruota di scorta e comunque fidatevi che così non si muove, e ho preferito tenerlo alto per più motivo: uno perché hai molto più accesso sotto ovviamente, e due perché bisogna cambiare il tubo dell'olio, ma nel senso, se l'avessi tirato giù, l'avessi lasciato per terra, non potevo né andare avanti, cioè sì hai un po' d'accesso, ma non potevo né andare avanti magari a carteggiare il telaio e poi a cambiare il tubo, veniva peggio. Ora vi faccio vedere. Allora, il tubo in questione, come immagino si capisce anche, aspettate che è questo qua, riesco a farvi vedere meglio, vedete come è messo malissimo. Adesso per assurdo forse non sta più gocciolando perché ho tirato via il freno a mano, quindi non è più in pressione. Comunque perdeva proprio da lì. Scusate ma faccio fatichissima da qui dietro, questa zona qua, perché ho staccato questo qua e sicuramente col colpo che gli ho dato quel minimo di tenuta che aveva non ce l'aveva più. Ovviamente qua ho fatto un macello, di sopra è arrivato in alto perché ho provato a frenare, ovviamente sentivi sfiatare e ovviamente l'olio lo butta in giro. Ho dato una pulita. Dovete sapere che comunque l'olio dei freni è corrosivo, però ho pazienza. Comunque adesso non perde più, assurdo, ma non perde più perché avendo tirato via il freno a mano probabilmente non è più in pressione, quindi da quel lato buono. Però qua ci sono i raccordi, vedete questi due raccordi qua, è difficilissimo di inquadrare, spostare cavi, fare luce. Vedete questi due raccordi che sono da smontare e ovviamente da cambiare i tubi. Ovviamente li cambierò tutti perché era una cosa già in progetto, ma non li farò adesso. Bisogna capire se da qua in poi sono liberi, perché spero di sì, nel senso che non abbiano altri blocchi in giro. Adesso devo comprarli e li cambiamo per forza. Però almeno adesso è rimasta sulle pedane, ce l'abbiamo alto, possiamo comunque andare avanti con i lavori. Qua il livello un po' si è abbassato ovviamente, vediamo. Sì, beh dai, neanche tanto. Comunque probabilmente, come ho già detto, avendo tirato via fino a mano, comunque veramente vi dico la verità, mi sono straimpanicato perché avevo paura che venisse giù. Immaginavo che in realtà non si muoveva più di tanto, perché le pedane, faccio vedere, sono anche intelligenti perché hanno questo piano messo dritto, cioè non hanno la pendenza è solo più in basso. Quindi grazie anche a questa cosa qua è come quasi essere leggermente in salita o in discesa. Non in discesa, però cioè, non si muove. Adesso niente, mangio perché avevo perso più di mezz'ora, forse anche di più. Mangio e dopo ci ributtiamo sotto e continuiamo. Vabbè dai, cose che capitano. E siccome per supporto tecnico ho chiamato Marco, il mio migliore amico, per chiedere anche consiglio a lui. E per fortuna, come diceva anche lui, non è successo in viaggio. Cioè è successa un'altra cosa in viaggio con i freni. Se non lo sapete andate a rivedere il viaggio dove sono andato ad acquistarlo in Estonia. Però se capitava questa cosa qua per strada, ciao, serviva il carattrezzi. Questa era anche la dimostrazione che a volte le cose vecchie, quel tubo lì non si muoveva, era immobile perché aveva le clip, quindi finché tu non lo muovevi, che stava lì, probabilmente si faceva altri anni lì incastrato senza perdere. Però appena hai dato un colpettino, andato via, si è fatto il buchetto e tac.
Allora, vi faccio aggiornamento ogni tanto. Ho grattato qua questa zona che è veramente complicata perché non si ci arriva. E ho tirato via il più possibile. Comunque nel frattempo penso che completamente l'olio sia uscito perché colava ancora. Vabbè. E poi sto facendo tutta questa parte qua. Tutto qua. Fino a qua. Fidatevi che stare qui sotto e fare molta pressione verso l'alto con la spazzola con l'avvitatore. Le braccia si ci stanca un casino. Quindi devo fare un po', poi mi riposo, poi magari faccio un po' col Dremer finché si raffredda, rifaccio con l'avvitatore, adesso la metto a caricare un po' la batteria, che poi ne ho anche una. E prendo un caffettino, mi riposo un attimo, riparto. È veramente noioso e stancante, ma sa da fa. Quindi adesso prendo un caffettino, poi si sente anche caldo, infatti mi sono tirato via uno strato. Caffettino e si riparte. Penso che lo dirò ancora per mesi, ma quando faremo questi tipologie di lavori, beh, questo è grosso qui sotto, dove è sempre la stessa cosa. Purtroppo mi dispiace che magari sarà noioso per voi, ma per me non è che sia divertente, anche da vedere intendo. Quindi io cerco magari di cosa sto facendo, di farvi ogni tanto un aggiornamento, farvi vedere, però non è che mi metto a vedere lì che gratto, ogni tanto magari qualche time lapse, e anche se è noioso io lo riprendo comunque, cioè vi faccio vedere perché mi piace avere il ricordo mio. Per chi non mi conosce, io i video li faccio comunque principalmente per avere il mio ricordo, madonna che botta, il mio ricordo, e dopo li pubblico perché magari qualcuno può servire, può esservi utile, magari vi diverte a guardare. Quindi a prescindere che sia noioso, non noioso o eccetera, io comunque le riprese le faccio. Timelapse che va avanti all'infinito, che ovviamente ve l'avrò già messo, credo, però devo trovare un programma perché quello là, nonostante ha la fotocamera in 4K, cioè fa i video in 4K, però la modalità per lapse li fa in 1080. Quindi devo trovare un'app esterna che funzioni bene, che vediamo se riesco a farli in 4K. La settimana che viene metterò a fare una ricerca insieme a cercare il tubo di ricambio, il tubo nuovo. Ovviamente completo, cioè dall'inizio fino alla fine, fino alle ruote, perché alle ruote fino alla parte flessibile. In realtà da quel punto in poi, quasi fino in fondo, è praticamente quasi perfetto, però non ha senso, cioè lo cambio. Vabbè dai, buon caffè a me. Bene, aggiornamento delle 5. Allora, ho terminato tutta questa parte in fondo. In realtà non mi ricordo cosa vi ho fatto vedere l'ultimo aggiornamento, però vabbè. Poi sono passato qua, che sono andato a ritoccare un po' qui sotto, in alcuni punti che non mi sembrava di aver fatto un buon lavoro. E ho fatto anche qui questa parte qua. Allora diciamo che adesso ho trovato un po' più la tecnica per fare più veloce, a forza di provare. Praticamente usando il Dremer con questi aggeggi qua che sono stra duri, rimuovo subito il più grosso, cosa che con la spazzola faccio molta fatica, a parte che in alcuni punti non ci arrivo proprio con l'avvitatore. Quindi facendo così rimuovo il grosso e faccio molto più veloce. Quindi buono, almeno ho trovato una tecnica dopo aver fatto un telaio intero. Ma va bene dai. Quindi adesso pulizia, soffio, gli passo l'alcol e metto il feed oil dove ho trattato oggi. Voglio comunque far agire il convertirugine. E qui, in questo buchetto qua, ci metto il silicone, e in queste parti qua, che è completo, ci spalmo per bene anche lo zincante, che tanto devo tirarlo fuori per ritoccare questa parte qua della saldatura. Bene ragazzoli, ho riempito per bene le zone delle saldature con lo zincante, le ultime che ci mancavano, e ovviamente ho dato il convertirugine dove ho grattato oggi, che comunque fa protezione. Sapete che vi dicevo che sembrava quasi che non funzionava e che rimaneva la ruggine? In realtà con la spazzola, ho scoperto anche questo, con la spazzola grattando sembra che va via, però in realtà sotto ce n'è ancora. Con il Dremer, con l'attrezzo più cazzuto, e scava più in fondo e lo tiro via, quindi quel leggera ruggine che vedevo era sotto. Si impara facendo le cose. Anche questa qua verniciato una zona attorno, e anche con gli ultimi ritocchi, anche colato, vabbè, gli ultimi ritocchi che mancavano qua. Si è venuta più liquida sto giro, ne ho fatta molta meno,
E però la bilancia devo capire bene se è presa i grammi, perché io ho messo il catalizzatore ma non mi aumentavano i grammi, mi sembrava anche troppo, quindi secondo me l'ho anche catalizzato troppo. Devo fare il test se legge di uno in uno i grammi, perché sennò piuttosto che sbagliare la catalisi, meglio prendere una un po' meglio che conta bene i grammi. Comunque, nonostante il misfatto di oggi, sono comunque contento, perché se ti metti e ti dedichi solo al telaio si va avanti un bel po', quindi si macina. In settimana io vedo di trovare il ricambio, giustamente comunque non c'è fretta, ma bisogna comprarlo, e una volta che ce l'ho lo faccio subito, perché tanto è inutile stare lì a cigioneggiare, gigionellare, non lo so. Quindi mi reputo abbastanza soddisfatto, sto vedendo che la GoPro ha un sacco di polvere sopra, spero che non si vede. Finisco di sistemare le ultime robe, sono quasi le 7 praticamente, e noi ci vediamo settimana prossima. Se vi va lasciate un like che è gratis, iscrivetevi al canale per tenervi aggiornato, ovviamente commentate se avete qualche consiglio, opinione, qualsiasi cosa. Vi auguro una buona serata o giornata e alla prossima, ciao!